buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City dedicata al Premio Mercurio d'Argento, quinta edizione, e ci troviamo con il maestro e il compositore Eugenio Tassitano, che ha realizzato, insieme agli altri colleghi che abbiamo visto nelle altre puntate, Marco Testoni, Luis Siciliano, una delle masterclass di questa nuova edizione. E ci facciamo raccontare da Eugenio, che qui siamo sotto il palco del Mercurio d'Argento, dove si sono realizzati le 2 serate di concerti, danza e comunque spettacoli dedicati appunto al mondo delle colonne sonore. Ci facciamo raccontare da Eugenio le impressioni sulla masterclass che hai condotto, intanto anche il titolo della masterclass, perché hai scelto questo argomento, come l'hai condotto, come dicevo, proprio le impressioni di tutto il risultato poi di questa tua chiacchierata con i convenuti alla masterclass. Ciao a tutti, è stata una bellissima esperienza e ti ringrazio Massimo per aver dato questa opportunità. Dunque la masterclass si intitola Schegge di analisi audiovisiva, perché secondo me la prima cosa che bisogna imparare a fare, cosa deve fare un compositore per il cinema, è appunto saper analizzare le immagini, la grammatica audiovisiva, per poi appunto realizzare una colonna musicale che sia il più giusta possibile per quella scena. Quindi l'analisi audiovisiva è diciamo il fondamento, insomma, della nostra materia, per poter poi realizzare un bel risultato. La masterclass io l'ho divisa in 2 parti. Nella prima parte ho fatto degli esempi cinemusicali, insomma, in cui la musica, tra la musica e le immagini qualcosa non ha funzionato bene, insomma, ecco, anche l'ingranaggio. Esatto, esempi anche illustri, importanti, anche di film apprezzati sia dalla critica che dal pubblico, ma che ha un occhio e un orecchio più attento, e ci rendiamo conto che in effetti ci sono stati dei problemi tra la musica e le immagini. E questa prima parte soprattutto è stata molto apprezzata dall'uditorio, diciamo, perché appunto giustamente gli studenti cercano anche di capire dove non sbagliare, no? Cioè cosa fare, cosa non fare, no? per evitare, insomma, questo scontro tra musica e immagini, questo incontro musica e immagini poi diventa un po' uno scontro a volte. Che poi tra l'altro sottolineiamo che come ogni anno, anche quest'anno, molti dei convenuti alle masterclass sono proprio studenti, comunque compositori che vogliono lavorare nell'ambito della musica applicata alle immagini. Sì, infatti ho cercato di dargli dei consigli, erano molto attenti, devo dire, c'è stato un dialogo anche abbastanza serrato e costruttivo, quindi questa è una cosa importante, perché la lezione in realtà è uno scambio di informazioni e utile a tutti, no? Quindi sia a chi insegna che a chi impara. E come diceva Schoenberg, io imparo anche dai miei studenti, no? È fondamentale, se lo diceva lui, figuriamoci gli altri, perché è sempre uno scambio fruttuoso. Poi la seconda parte invece parliamo di esempi veramente importanti della storia del cinema e della musica per il cinema, in cui effettivamente la musica non solo ha aiutato molto il film, insomma, ma ha creato quella comunione felice, insomma, no, tra musica e immagini, quegli esempi, diciamo, illustri e fondamentali che tutti gli studenti dovrebbero conoscere. Infatti, tra l'altro. Quindi grandi autori, grandi registi. E vuoi nominare qualcuno? Qualche film? No, dai. Abbiamo parlato ovviamente di Bernard Herrmann, ma anche di Sakamoto, insomma di Williams, ovviamente di tanti compositori che hanno fatto grande quest'arte e sono stati particolarmente bravi a creare una musica per le immagini che ancora oggi tutti noi ricordiamo, insomma. Bene, Eugenio, prima di chiudere questa nostra chiacchierata, intanto ti ringrazio ancora una volta perché sei stato veramente eccezionale con la tua masterclass ed è stato veramente piacevole il fatto di avere questa anche sinergia con chi poi ha partecipato, è veramente sinergia attiva. Tu sei uscito un po' di tempo fa, ne abbiamo parlato anche su Soundtrack City in 2 puntate distinte e separate, col tuo libro su Bernard Herrmann e Alfred Hitchcock, e poi ultimamente quello sulla storia dei film musicali ma non musical, attenzione. Sì. Poi tra l'altro ieri hai anche fatto proprio degli esempi concreti soprattutto sul libro, quello di Herrmann e Hitchcock. Sì. Se poi parlo un attimino di queste raccontaci un po' di queste tue ultime due pubblicazioni. Io penso, intanto ho cercato di scrivere dei libri
comunque chiunque può leggere, insomma anche un semplice appassionato. Certo, ovviamente il libro su Hitchcock ed Herman, che tra l'altro è l'unico libro scritto in lingua italiana sulla loro collaborazione, è particolarmente indicato per gli studenti, ovviamente, perché parla appunto di analisi audiovisiva e analizza le principali sequenze di questi due grandi capolavori che sono Vertigo e Psycho. Però ho parlato anche, insomma, ovviamente di come Hitchcock vedeva la musica nel cinema, di come Herman lavorava, quindi insomma ho cercato di dare uno sguardo più ampio, quindi una parte storica e una parte di analisi audiovisiva. Però ecco, può leggerlo anche un qualsiasi appassionato, anche un neofita o un semplice curioso. Sì, esatto. Dilli il nome del libro, ovviamente, che poi ce lo devi dire. Sì, certo. Si intitola Le vertigini di Hitchcock, il sodalizio tra Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann e l'analisi audiovisiva di Vertigo e Psycho. Poi il secondo libro invece è Storie di musica al cinema, cioè dizionario dei grandi film sulla musica, perché mi sono reso conto che effettivamente non esisteva in Italia un libro sui film di argomento musicale. Esistono ovviamente dei libri sul musical o sui film magari biografici, insomma. Ecco, però non esisteva un libro che parlasse proprio dei film di argomento musicale, cioè che comunque rispettano la realtà, una realtà scenica che corrisponde alla realtà, ecco, quindi non c'è la sospensione dell'incredulità che è tipica del musical. Insomma, no? Quando insomma, magari un attore all'improvviso si mette a cantare dentro una stanza e non c'è nessuna orchestra che l'accompagna, insomma, per esempio, no? E quindi insomma ho parlato di questi film, sono tantissimi film schedati, quindi è un libro che si può semplicemente leggere come qualsiasi libro, ma anche consultare ogni tanto per trovare un film da vedere. Però film che parlano di musicisti, di musica, cioè il centro della narrazione è una storia che parla di musica e di musicisti. Ok, dimmi anche questo qua è il nome del libro, che così almeno... Storie di musica al cinema, dizionario dei grandi film sulla musica. Perfetto. Allora, ringrazio ancora una volta Eugenio, vi salutiamo, vi aspettiamo alla prossima puntata di Sound 3 City e buona musica sempre.